La Fortitudo Agrigento incontrerà domenica la squadra del Rimini per il primato e tempo di scontri al vertice per la squadra agrigentina, prima a pari merito nel girone bianco della fase a orologio insieme a Rimini, avversaria che incontrerà appunto in trasferta domenica alle ore 19 al Palasport Flaminio. La squadra del Coach Cagnardi arriva da 2 vittorie consecutive, l'ultima al Palamoncada battendo la squadra del Nardò. Rimini arriva da una sconfitta casalinga contro il Latina e la vittoria a Trapani. Anche per la squadra allenata da Mattia Ferrari è un banco di prova importante con la Fortitudo Agrigento pronta a confermarsi anche in trasferta e mettere un piede nella griglia dei playoff. Chi vince infatti salirà al primo posto del girone in solitaria e ricordiamo che 4 squadre su 6 approderanno ai playoff. Tiene alta l'attenzione il coach Davis Cagnardi che non vuole perdere questa occasione affermando come prosegue la nostra corsa con la trasferta a Rimini, campo tra i più caldi della categoria e squadra che gioca con la forte identità tecnica costituita con capacità e competenza dal coach Mattia Ferrari.